Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è il mondo di oggi, c'è il guazzabuglio contemporaneo e qual è? Sostanzialmente quello che ci aveva anticipato quel genio di Samuel Huntington alla fine degli anni 90, quando tra l'altro scriveva: gli stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro. Non solo è l'anticipazione, è la fotografia di quello che accade ogni giorno e che i nostri giornali tentano spesso malamente di trasformare in cronaca quotidiana. Sono le grandi faglie di crisi bellica, sono la lotta per il controllo delle risorse energetiche, è l'America trampiana, che piaccia o no, è la parte ancora assertiva, ancora non intossicata dall'odio di sé, ancora intenta a ridisegnare un nuovo ordine mondiale dopo quello palesemente saltato, ancora a guida americana e occidentale, che a nostro sommesso giudizio rimane il meno peggiore dei mondi possibili, mettiamola così. C'è poi l'emersione della politica di potenza della Cina, questo strano ibrido che mixa l'ideologia marxista del partito unico, la pratica economica in bilico sull'ossimoro del capitalismo di Stato, i vecchi principi strategici confuciani, e con questa mistura culturale che a noi spesso sfugge, ha costruito espressamente un nuovo progetto di dominio mondiale e di sfida all'egemonia americana. Ci sono le variabili neanche troppo regionali, come vediamo in questi giorni, l'Iran islamista degli Ayatollah, col suo progetto di ridisegno in base alle parole d'ordine della rivoluzione islamista del Medio Oriente e del mondo, per cui c'è un conflitto escatologico, come diceva il, ahimè, compianto dei progressisti nostrani Ayatollah Khamenei, il fronte islamico versus il fronte satanico. E il mondo di oggi, le crisi di oggi che poi hanno ricadute energetiche, vedi anche il loro intreccio con la geopolitica, l'America che taglia le arterie di rifornimento petrolifero al gigante cinese in Venezuela, in Iran. C'è tutto questo guazzabuglio che mischia vecchia politica di potenza e nuova epoca dello scontro di civiltà profetizzata da Huntington, e poi c'è una realtà parallela in cui purtroppo siamo intrappolati, noi popoli europei, una realtà distopica, allucinata, delirante, che è la realtà dei feticisti dello zero virgola. In questa realtà è lo zero virgola nella fattispecie del rapporto deficit-PIL, cioè la microcontabilità soppesata nelle sue dimensioni infinitesimali, a decidere le politiche di uno Stato-nazione, a decidere come uno Stato-nazione, in teoria sovrano come l'Italia, può agire in questo guazzabuglio, può tutelare i propri interessi in questo guazzabuglio, può adottare le politiche ultra criticabili che volete, fare le spese ultra criticabili che volete, ma insomma muoversi nella storia, stare nel mondo incendiato dallo scontro di civiltà e non in questo incubo asettico, fintamente tranquillizzante dei feticisti dello zero virgola, che in queste ore hanno segnato dal loro punto di vista una vittoria, che ovviamente è una sconfitta per chiunque sia dotato di senno, una questione prepolitica, ormai una malattia psicanalitica, quella dei feticisti dello zero virgola, perché ricordiamo che l'Italia rimarrà sotto procedura di infrazione e quindi dentro quella gabbia delirante e costruita prima dell'affermarsi del mondo dello scontro
scontro di civiltà profetizzato da Huntington, chiamata patto di stabilità, perché per uscire si doveva raggiungere il 3% del rapporto tra deficit-PIL. Mi sento male solo a riferirvela questa cosa, e invece siamo al 3,1, e quindi cambia il nostro orizzonte per quello 0,1, non per l'incendio contemporaneo che sta avvenendo e quello che noi reputiamo, il ruolo che noi reputiamo di giocare. Tra l'altro è un 3,07 arrotondato al decimale superiore, sembra un racconto di Kafka, una PS di Beckett, un 3,07 arrotondato al decimale superiore dall'Istat, che poi l'ha traslato a Eurostat e che quindi, secondo le sacre tabelle dell'idiozia eurocratica, tiene l'Italia in questa finzione ormai marziana del patto di stabilità. Se poi ci aggiungete la beffa, sottolineata anzitutto dal ministro Giorgetti, per cui i dati del debito risentono ancora palesemente del vecchio superbonus, che pesa per 40 miliardi nel 2006, la follia degli socialisti straccioni al governo giallorossi pesa per 40 miliardi nel 2006. E avrà poi una coda, tra l'altro, nel 2007. E pensate poi che, voglio dire, come sempre quando si tratta di decimali, si può star lì a spaccare il capello in quattro sulle metodologie con cui sono contati. Per esempio, molti fanno notare in queste ore che c'era la possibilità di una diversa contabilizzazione di alcune poste legate ai bonus edilizi che avrebbero portato il deficit sotto la soglia del 3. E allora cosa vuol dire? Che per tenerla al 3,07 arrotondato, qualche solerte funzionario dell'Istat o lettura politichese maliziosa, qualche vertice dell'Istat legato al Movimento 5 Stelle ha scelto un modo di contare piuttosto che un altro? Non sono mai scelte neutre quando si balla sui decimali. C'è stata una scelta politica antigoverno, ma di fondo antipaese, quindi masochista, dei feticisti dello 0, annidati nell'Istat, che sono la succursale dei feticisti dello 0, annidati a Bruxelles. Non sappiamo. Quello che sappiamo è che solo raccontare tutto questo è straniante e dà l'idea di quanto la costruzione delle regole europee, la costruzione del Moloch europeo e di queste tabelle contabili che sono assurte a dogmi metafisici, sia non solo surreale, ma ormai pericolosa in un mondo che si è palesemente riorganizzato sullo schema di Huntington dello scontro di civiltà. Noi vogliamo giocare un ruolo o vogliamo essere ostaggio dei feticisti dello 0, La risposta mi sembra